Sono state consegnate questa mattina nella sede di Via Crescini i prodotti tipici raccolti dalla CIA, l'associazione di categoria degli agricoltori, per Casa Priscilla: carne, formaggio, miele, crostate, patate e insalata. Non solo però, sono stati donati anche pannolini, tovaglioli di carta e materiale per l'igiene. Crediamo che realtà come queste devono essere valorizzate ed aiutate, soprattutto per il bellissimo lavoro che fanno nel territorio, che fanno per i bambini, per le mamme, per le famiglie, una realtà che ci ha colpito molto, una realtà che vede nella crescita e nella possibilità di dare un futuro a questi piccoli ospiti e anche alle loro mamme, per cui ci sembrava naturale, insomma, cercare di essere vicino materialmente a un'associazione, un luogo come questo. Una collaborazione tra CIA e Casa Priscilla che continuerà grazie ad un orto. Come ci insegnano le nostre fattorie didattiche, il prendersi cura delle piante, il potersi coltivare il proprio cibo e rispettare quello che è appunto il frutto della terra è un elemento importante, un elemento anche educativo, estremamente stimolante per i bambini perché li aiutano appunto ad osservare, a contribuire alla crescita, a prendersi cura, che è un po' quello che dobbiamo imparare tutti a fare del futuro della nostra società e dei piccoli ospiti di questa casa.